La prima notte della ricerca a Vicenza, 2 giornate interamente dedicate al mondo della scienza dove bambini, giovani e adulti potranno assistere in un contesto originale e stimolante a esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre e visite guidate, conferenze e seminari. La notte della ricerca, che vede la collaborazione di molte istituzioni cittadine e regionali, si inserisce nella campagna di promozione alla lettura Veneto Legge, manifestazione giunta alla sua terza edizione, che avrà la conclusione il 27 di settembre. Credere nella ricerca scientifica significa credere nel futuro e di conseguenza è importante che i nostri piccoli ragazzi, ma anche quelli del liceo, capiscano l'importanza di investire sul proprio futuro per migliorare il paese, migliorare l'ambiente, migliorare la salute di chi è in difficoltà. La Fondazione Città della Speranza festeggia 25 anni, il più grande polo di ricerca europeo sulle malattie pediatriche, che nel corso di questi 2 giorni organizzerà per l'occasione a Palazzo Cordellina un laboratorio dal titolo Facciamo ricerca, accompagnati da una mostra e un convegno. Quindi l'idea è stata, sì, dobbiamo continuare a investire nel presente aiutando con il supporto psicologico, supportando quindi gli ospedali, ma dobbiamo investire in ricerca, dobbiamo creare un istituto di ricerca dove ci sarà quella ricerca che oggi è ricerca ma che domani sarà cura.